Spiagge e monti affollati di pendolari solo nel fine settimana, pochissimi stranieri, città d'arte e terme che scontano pesantemente il crollo delle presenze turistiche. Il Covid sta provocando danni enormi ad uno dei settori trainanti dell'economia del Veneto. Abbiamo perso circa 60.000 posti di lavoro, dei quali almeno 35.000 nel comparto turistico. Il turismo è la prima industria in Veneto con 18 miliardi di fatturato, siamo la prima realtà turistica d'Italia con 70 milioni di presenze turistiche. La Regione Veneto sta sostenendo il settore in grave crisi, ma sicuramente il 2020 sarà un anno drammatico per le imprese turistiche della regione e per tutto l'indotto. I nostri operatori sono eccezionali, si stanno dando da fare, noi abbiamo cercato di intervenire con delle risorse fresche, con dei finanziamenti, ma non bastano, ci vogliono risorse più importanti che vengano dal governo centrale, e poi siamo partiti anche una campagna che è sotto gli occhi di tutti, insomma la campagna con il Veneto del Land of Venice a livello nazionale e internazionale. Abbiamo soldato gli ambassadors o gli influencer, mi prendevano in giro 4 mesi fa quando lo dicevo, vedo che tutte le regioni fanno così però. E fra l'altro da noi siamo riusciti a ingaggiare questi comunicatori gratuitamente, vendendo loro, diciamo, delle esperienze uniche che poi vivono in Veneto. Si iniziano già a vedere i loro report nel mondo digitale. Direi che è una sfida, certo che sarà l'anno orribilis per il turismo. Noi adesso speriamo di recuperare durante questi mesi di luglio e di agosto, però ormai mezza stagione se n'è andata.